Amici, buongiorno, consueto appuntamento con la nostra rassegna stampa. Oggi sabato 16 gennaio 2021 e vi invitiamo anche a guardare la nostra pagina Facebook leandromaggi.com oppure Made in Polesi nel gruppo e naturalmente iscriversi al nostro canale YouTube. Ringraziamo come sempre tutti quelli che ci ascoltano e Promozione Italia. E che dire, cominciamo subito con le notizie. Giornale di riferimento oggi, il Gazzettino, e guarderemo un'occhiata al Gazzettino Nazionale, ma non solo, ma anche soprattutto alla pagina di Rovigo. Prima pagina del Gazzettino Nazionale: Conte in crisi, i responsabili costano troppo. Al Premier mancano 9 voti e i costruttori chiedono 2 ministeri, come volevasi dimostrare. Andiamo alla pagina di Rovigo. In prima pagina: strangolò la moglie per gelosia, pena dell'ergastolo. Giulia Lazzari, morta dopo 9 giorni di agonia, aveva solo 23 anni. Ad Alberto Lococco l'ergastolo per aver appunto ucciso la moglie Giulia Lazzari. L'aggressione e quindi l'uccisione era avvenuta il pomeriggio dell'8 ottobre 2019 nella loro camera da letto nell'appartamento alle Case Rosse. Anche i polesini: il problema delle poche dosi, vaccinazioni a rilento, le nuove forniture serviranno per i richiami che partiranno domani. All'USL 5 a febbraio confermati altri arrivi. L'incidenza dei nuovi positivi scende al 5%, quindi c'è un record di guariti mentre calano contagi e ricoverati, ma ci sono purtroppo ancora 5 morti e il direttore Compostella avverte: non abbassiamo la guardia per ora. Sempre per quanto riguarda il Covid, nuovi vaccini solo a febbraio. All'USL rallenta la campagna di immunizzazione, scarsa del numero di dosi limitato ai richiami dei primi vaccinati. Sono circa 8.000 i polesani delle categorie più esposte, ai quali è stata somministrata la prima inoculazione del siero. Anche nelle case di riposo sembra che le cose cominciano a regolarizzarsi. Case di riposo, la morsa si attenua, ci sono purtroppo ancora focolai a Papozze e Crespino. Sono 228 gli ospiti delle RSA polesane ancora positivi al virus. Molte le nuove negativizzazioni. Il 95% degli ospiti si è già sottoposto al vaccino, così come l'85% degli operatori. La casa di riposo San Gaetano di Crespino fa registrare purtroppo ancora nuovi casi di positività al coronavirus. Ieri 15 gennaio c'era appunto l'iniziativa Io Apro, purtroppo un flop sia nel nostro territorio che in tutto il territorio nazionale. Infatti, coronavirus, gli esercenti, paura di sanzioni, l'iniziativa Io Apro resta sulla carta. Non ha voluto rischiare nemmeno chi all'inizio aveva dato adesione. Nessuna volontà di sfidare la legge, ma con l'asporto non si sta in piedi. Come sempre, solidarietà alle categorie che sono colpite in questo momento del lockdown. Ripetiamo sempre, non solo ristorazione, ma spettacolo, palestre, sport, eccetera. Riguardo all'iniziativa, singolare e originale forma di protesta quella attuata dalla caffetteria panetteria Glamour di Rovigo, che nella serata di giovedì, appunto, ha allestito una sorta di flash mob ai tavolini del suo interno, una vera e propria rappresentazione di come sarebbe il bar senza le attuali misure disposte dal DPCM del governo. Infatti, hanno messo delle sagome di cartone sistemate nel locale per sensibilizzare la crisi. Notizia anche questa importante: task force per le pratiche edilizie, uffici sommersi dalle pratiche per il super bonus statale a chi ammoderna la propria abitazione in chiave verde. Saliranno da 2 a 5 giorni di accesso all'archivio cartaceo e saranno aumentati gli addetti. Ricordiamo il bonus del 110% per appunto la riconversione delle abitazioni in chiave verde. Anche a dicembre si è registrato un calo di consumi, lo afferma Salvan, l'agroalimentare, settore in ginocchio, Coldiretti, appunto Salvan della Coldiretti, acquistate prodotti locali. Più colpiti in assoluto, parlando di meno affari, i prodotti di alta gamma, dal vino ai salumi, passando per i formaggi e i tartufi. Persino per il periodo natalizio, tradizionalmente un momento forte per i consumi, non ha aiutato più di tanto, secondo il presidente appunto della Coldiretti, Carlo Salvan. E una notizia che abbiamo anche rilevato ieri, preoccupa il futuro della Socoter e c'è appunto una interrogazione del PD adriese. Andiamo al Delta, Porto Tolle, spiagge, passo avanti per la gestione. All'unanimità il Consiglio Comunale ha approvato un atto di indirizzo relativo alla pianificazione degli arenili. L'obiettivo è la programmazione urbanistica, in attesa che il TAR dirima la questione con il privato che ne reclama la proprietà.
Infatti, le spiagge dell'estremo delta, a differenza della maggior parte di quelle venete nazionali, non insistono sulla costa, bensì lungo cordoni litoranei sabbiosi denominati scanni, ossia isole o penisole, larghe di qualche centinaio di metri e lunghe a volte chilometri. Infatti si attende il TAR che esprima sulla questione della titolarietà, che con una parte il comune che afferma come siano demaniali e dall'altra un privato che da 15 anni avanza diritti sulla proprietà. L'amministrazione ha deciso di cominciare il percorso per una programmazione urbanistica e porti alla stesura del piano particolareggiato degli arenili. Vedremo. Ultima notizia, Polesine da Set, la Confindustria firma un'intesa con la Fondazione Veneto Film Commission per sviluppare progetti mirati ad attrarre produzioni cinematografiche. Sappiamo quanto è importante questo per far conoscere il nostro territorio. Vedremo gli sviluppi nella foto, le riprese di Nebbie e Delitti a Santa Maria Maddalena, una delle produzioni che la provincia ha ospitato in questi anni. Per oggi è tutto, come sempre vi ringraziamo dei nostri ascolti. Se seguite la nostra pagina anche su YouTube iscrivetevi al nostro canale da Leandro Maggi, e come sempre un piacere stare con voi. Ciao ciao.